Dai, voglio dire... ok, Miguel Bosé, Miguel Gutiérrez Ortega, è uscita, si sta definendo, si sta delineando la situazione, lo scenario. Avete visto il video di 2 o 3 giorni fa? No? E allora cominciamo. Qualcuno se l'è visto e mi stanno taggando ovviamente sui mini social e sul gruppo Telegram stiamo impazzendo. E quindi in questa situazione il Napoli potrebbe anche in teoria, e non ci dobbiamo prendere collera se lo fa, date la colpa a me, dice ma a noi non ci serve un altro, l'hai cercato quindi ti serve, ma non possiamo fare a meno di quell'esterno sinistro perché McTominay può fare quel lavoro se Lang ha bisogno del periodo di adattamento. Un'altra opzione è quella di spostare idealmente Spinazzola come seconda scelta dopo Lang, quindi un esterno un po' più difensivo ma che comunque ama fare l'esterno offensivo, e ragionare su un altro terzino sinistro, il che non è una cattiva idea perché tra Spinazzola e Olivera qualche dubbio ogni tanto ci sale, e quindi potrebbe ritornare il nome di Gutiérrez e potrebbe fare questo discorso qua, e a quel punto tu il McTominay te lo puoi giocare insieme ad Anguissa, sostanza, fisicità, anche interdizione e tanto inserimento, perché questo è stato il lavoro che è stato fatto l'anno scorso e non lo devi perdere sicuramente. Quindi io non dico che vi dovete iscrivere al canale come ha fatto Fulvio Aurigemma, non dico che vi potete anche non iscrivere, però guardatevi i video, mi conviene anche per una sorta di divertimento. È uscito proprio lo scenario, perché poi due erano le cose: o quando escono le notizie e prendono spunto da un possibile scenario e quindi copiano a Parpardelle, oppure ho avuto l'intuizione, cioè se la notizia poi è vera e va in porto. Ora però dobbiamo essere molto seri per gli scenari, perché non si parla solamente di Gutiérrez, ma si sta parlando anche di un interessamento dell'Atletico Madrid per Raspadori, quindi con grandissima serietà ci dobbiamo arrivare, perché lo scenario si può completare in maniera molto interessante. Ci spostiamo? Mi seguite? Allora, perché c'è questo... non so perché era sparito tutto, comunque ci siamo. Allora, la situazione Gutiérrez, ok, adesso lo analizziamo anche, ho riguardato un po' di highlights. Questo è il terzino che va, questo è il terzino alla, capiamoci quando vi dico alla Theo Hernandez, quello che va, cioè quello che si può leggere anche in fase difensiva, poca roba, però è uno che non disdegna il cross, c'ha l'assist nel sangue, entra anche dentro al campo, tira anche... Calma un attimo. Allora, la situazione è questa: per far entrare Gutiérrez, come vedete, bisogna togliere Mazzocchi, e fin qui ci siamo. Solo che siamo pieni, nel senso che poi non c'è spazio per prendere un altro esterno. Allora o si sta configurando quell'idea di avere un Gutiérrez che è a tutti gli effetti un terzino di spinta, quasi un esterno che però col mancino finirebbe a sinistra, quindi un po' più difensivo ovviamente di quello che poteva essere un Garnacho, però più fresco di uno Spinazzola, perché l'idea Spinazzola sì, è un'idea di ripiego, insomma di emergenza che si può fare, il terzino che però esterno alto c'ha anche fase difensiva. Con Gutiérrez potrebbe avvenire questa cosa qua, però solo se poi esce Raspadori si può pensare a pigliare un altro esterno, a meno che non torna in auge la situazione Nusa, perché siamo pieni, non ne abbiamo più. Falso, falsissimo. Allora, per occupare le altre caselle, ovvero se togli Mazzocchi serve il vice di Lorenzo, e allora puoi prendere Wanlu perché è under, idem per quanto riguarda l'esterno sinistro, puoi prendere Nusa o puoi prendere un Garnacho, e non puoi andare oltre quelli che sono gli under 20. Resta il l'Under 22, resta il problema delle liste Champions, ma ne parliamo poi con calma, ci pensiamo dopo, e poi resterebbe sempre il problema di quello che deve essere il centrocampista tra virgolette vice Anguissa.
però se tu stai spostando e stai risolvendo la situazione delle fasce, il centrocampo diventa un Anguissa, McTominay, De Bruyne a seconda della partita, con Lobotka, Gilmour che fanno le loro cose. Quindi diciamo 3 per 2 posti, se vogliamo, a meno che non ritorni su Yarmolyuk, che è uno di quei, è semplicemente uno dei nomi che, essendo under, con le caratteristiche più distruttive del centrocampista di interdizione, può ritornare utile. Attenzione, ovviamente se tu togli Raspadori puoi spostare un Buongiorno nel vivaio Italia e si libera il posto per prendere Darwin Núñez. Perché vi dico Darwin Núñez? Perché a quel punto, se tu levi Raspadori, ok, resti solamente con Lukaku, a quel punto potrebbe, per me, e mi permetto di dire, potrebbe essere non abbastanza per una stagione piena, densa, di partite con la Champions, eccetera eccetera. A quel punto, perché a me piaceva l'idea di avere un giollino come Raspadori, che puoi utilizzare sotto punta, puoi utilizzare come seconda punta, puoi utilizzare anche come prima punta, non da esterno, possibilmente non da esterno. Vi dico Darwin Núñez perché è il sogno che resta un pochino lì latente, e che è uno che, se invece vuoi essere molto offensivo, te lo puoi giocare anche esterno sinistro. Ecco perché tutto rientra. Poi io vi dico, ti sei tolto Raspadori, vatti a prendere Elmas prima che se lo riprende il Torino, perché Elmas lo puoi mettere, ripeto, e se potete andare in freva, non mi interessa, lo puoi mettere al posto di Lang, lo puoi mettere al posto di Anguissa, lo puoi mettere al posto di De Bruyne, lo puoi mettere, ma solo perché io conosco Elmas e so che in questo momento, visto che non gioca da una parte, non gioca da quella, secondo me accetterebbe di fare la seconda scelta, innamoratissimo di Napoli, e so le sue qualità di duttilità. Ci sarà un giocatore nel mondo in grado di fare tutte queste cose, ne prendi uno e risolvi vari buchi, però non lo so, non faccio il direttore sportivo. Quando escono le notizie io le vedo, quando non escono io me le invento, e spesso, a volte, non so quanto volte, però a volte indovino. E quindi questa è la situazione. Dopodiché il ragazzo, c'è molto verde, c'è tanto verde, il ragazzo è forte, 1,80, del 2001, ne 24 anni appena compiuti, da pochi giorni compiuti. Nella Liga un gol, 5 assist l'anno scorso, e un gol anche in Champions League. Quindi molto bene. Se andiamo nello specifico, vedete quanto verde, quanto talento nel tiro, nel passaggio, nel tipo di passaggio. Questo va là e fa assist, eccetera eccetera, benissimo, gol, eccetera. Difesa, cioè questo nei confronti con gli altri terzini in difesa male, cioè non ha dei numeri che ti possono garantire un grande difensore roccioso, un terzino bloccato roccioso, proprio no. Se lo vai a paragonare poi magari con i centrocampisti, che sono anche le ali e gli attaccanti esterni, vedete, si abbassano un pochino i numeri in attacco. In difesa ancora non ci siamo, cioè come fase difensiva meglio Ndoye, per capirci, meglio anche Nusa rispetto a lui come fase difensiva l'anno scorso. Questo però non vuol dire, perché vuol dire che parti da questa situazione e poi con Conte devi fare un tipo di lavoro che ti porterà a, per capirci. Poi un altro dubbio c'è, il like, lasciate il like. Un altro dubbio c'è perché a quanto pare è fermo ai box, è infortunato, o meglio si è operato, ho letto, si è operato a una caviglia, una cosa del genere, un'operazione di pulizia da poco, e si parlava di 6 settimane fuori. Qua io resto nel dubbio come si fanno le visite mediche a un giocatore infortunato. Esistono visite mediche molto più approfondite, esistono visite mediche un po' più leggere, dove magari non vai sotto sforzo e fanno dei controlli più superficiali. Sotto questo punto di vista non vi posso proprio aiutare, però è una cosa che dobbiamo tenere presente, perché comprare un giocatore infortunato, un giocatore che sta recuperando da un infortunio o da un'operazione, è un rischio che ti stai prendendo. Se ci spostiamo, io la prima cosa che ho fatto stamattina quando ho visto tutti i tag, Madonna mi vale, sì, è chiaro, sono andato a vedere un attimo ovviamente la sua mappa di calore. Come vedete è un terzino, ma è un terzino che sta principalmente in attacco, sta in quella zona là. 29 partite giocate, tutte da titolare, quindi quando sta bene gioca, e i numeri che sapete. La prima comparazione che mi è venuta da
da fare. Poi lasciate perdere Bryan Gill, lasciate perdere, perché sono idee mie che non significano niente. Bryan Gill teneva quella ambidestri, cioè lui è mancino che gli piace giocare a sinistra, ecco perché io ci penso spesso, e però anche a destra, quindi il fatto Ndoye, ma lasciate perdere, vi dovete calmare. No, il confronto io l'ho fatto con Spinazzola e come vedete è proprio quel tipo di giocatore là, cioè Spinazzola c'ha una certa età, lui però mancino. Se andiamo a prendere Olivera, vedete Olivera spinge, arriva meno fino al fondo e gioca un po' più dentro al campo, nella nostra metà campo, nella costruzione. Invece più dentro al campo ci va anche Gutiérrez, Miguel, Ortega in fase offensiva. Bless you! Qualcuno mi aveva chiesto di riprendere Jeremy Pino come giocatore da analizzare. Sì, però a destra, e quindi ha giocato anche dall'altra parte, però non l'anno scorso. Insomma, Gutiérrez è molto interessante e si parla già di cifre, ovviamente, è chiaro. La questione Raspadori è un'altra: fa comodo tenersi Raspadori o fa comodo se lo vendi bene, perché se ti chiedono 40, 45, se si va oltre i 50 per Lookman, se ti chiedono cose pazzesche, un Raspadori che in nazionale, se vai a vedere i numeri, comunque ha più gol di tanti altri giocando poco, un Raspadori che ha vinto 2 scudetti, un Raspadori che si fa sempre trovare pronto e che ha la duttilità, 30 secondo me non bastano. Con i prezzi di oggi 30 non bastano, devono arrivare 40 milioni dall'Atletico, e allora tu ci ragioni e può essere una soluzione che tu puoi reinvestire in un'altra punta o nel centrocampista. Ricordiamoci che in teoria sembra quasi che sai poco. Allora, la doppia coppia la puoi fare anche in un'altra zona, nel senso che puoi tenerti un Lang con Neres, ritornando Neres a sinistra. Non mi piace, però nell'idea, no, di quei giocatori con quelle caratteristiche là, quelli più farfallini, li metti a sinistra e a destra un'altra situazione, quindi potresti lavorare anche su un altro esterno destro, ritornando ai discorsi di Cupo, Zegrova, Compolità, tutto un altro paio di maniche. Ma secondo me ci dobbiamo andare piano, perché questo scenario che si sta delineando con Gutiérrez, che può fare il terzino di spinta ma forse può fare anche l'esterno alto con altre caratteristiche, è non perché è venuta a me, ma è un'ipotesi secondo me interessante, e dobbiamo considerare sempre che stiamo parlando, e dobbiamo sperare questo, che stiamo parlando di una seconda scelta, nel senso che io spero tantissimo nell'impatto che può avere Lang sul campionato, che possa avere un impatto alla Kvara sarebbe il non plus ultra, ma già qualcosa di meno di Kvara e qualcosa di più di un Okafor già è un giocatore che te lo ritrovi alla grande, e secondo me devi poi ragionare su quando vuoi cambiare approccio, vuoi essere un po' più difensivo, oppure se il ragazzo ha bisogno di un po' di riposo. Obaretin è un passo dall'Empoli, molto bene, scatto decisivo, 300.000 euro, proprio così, proprio per il rotto. E poi obbligo di riscatto a 3 milioni e mezzo. Cioè stanno pagando più per Obaretin che per Zanoli e Zerbin. Ma insomma, Moretto parla di 5 anni e 2,5 a stagione per Gutiérrez, e tutti gli altri, Sky, Chiaril, Marco Giordano, tutti gli altri che si rincorrono così ripetono la soluzione Spinazzola in avanti. Mi pare che Umberto ha scritto, non lo so se questi screenshot sono veri, perché poi Pianeta Napoli spesso fa clickbait. La soluzione è McTominay a sinistra. Sì, era venuto in mente pure a me. Sì. Simeone verso il Torino, il che significa che aumenta il valore intrinseco di Raspadori. Se vendiamo Raspadori è da venire Darwin Núñez o comunque una cosa pesante anche in attacco. Da New York, Valerio Frido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. E se non avete lasciato i like potete iscrivervi. Se non vi siete iscritti volete lasciare almeno i like.